il ginocchio in modo che sono un po' rigidi, prendo il bambino attraverso la mandibola, che è l'unico punto dove io posso non creare problemi né farmi male, e anche qui do le 5 pacche, quindi esattamente. Le pacche sono molto forti, devo comunque creare un vuoto d'aria, quindi non ho paura, perché in quel caso la parte ossea è tagliata, quindi addirittura quindi io non credo nessun problema. E come sempre il male non è vince, comunque sia, no, anche se dovessi fare un pochino di male, non ti sto aiutando a sopravvivere. Poi lo appoggio sui denti, applico una manovra di Heimlich modificata. Heimlich è morto pochi mesi fa, a 98 anni, e nonostante tutto, nonostante l'età, continuava a salvare vite umane. La manovra di Heimlich per il bambino si apre mettendo il dito indice nell'ombelico più o meno, il dito pollice più o meno alla fine della parte ossea dell'esterno, creando questa zona che si chiama C, e l'altra mano la posizione in movimento sono 5 manovre dal basso verso l'alto. State attenti perché il bambino deve essere registrato. E anche qui è un si è visto statisticamente che già il primo cambio se lo ricordiamo se lo porta le manovre e se lo ricordo se lo e guardo se ci sono questi tre. Se non ci sono, inizio la rianimazione. 30 pulsazioni che nel bambino più o meno di quell'età, il punto di reference, quindi il punto dove trovare la posizione delle mani al centro del coraggio per i capezzoli, con una mano. Mi basta sicuramente la mano il più possibile. Se io avessi un adulto ne userei 2, se avessi un lattante userei 2 dita. Ok? Quindi anche qui che cosa mi cambia? Non mi cambia mai la sequenza, perché la sequenza comunque prendo la 2, mi cambia la posizione. Nel lattante, che ovviamente deve stare in piano limite, ve lo faccio in mano, il mio massaggio verrà fatto con un certo ritmo, un ritmo molto veloce, perché ovviamente il massaggio va fatto con questo ritmo. Grazie Signore per averci manifestato attraverso gli altri il tuo volto. Grazie Signore per averci fatto conoscere l'amore. Grazie Signore per aver fatto sì che i giorni sono ripetiti con me. Grazie.
Di questi 600 interventi, 200 sono su piede, di cui 75 hanno bisogno della nuova ambulanza che avete visto fuori, che è piccolina, delle nostre strade. E in questo ringrazio sia la signora che tramite un'altra ha fornito sia lo stesso l'assessore comunale e perché poter raggiungere tutti con l'autoambulanza e non con un assegno o con una litiga non è nulla. Però attualmente in piedi c'è solamente un comune. Quindi punti. Io cosa posso fare? No, perché se no tranquillo, che è facile. Tornando ai grilli. Oh, scusa. Spirito Santo, Padre delle misericordie, Dio di ogni consolazione, che tutti consoli per mezzo del tuo Figlio e dello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo e nell'anima e quanti prestano la loro assistenza e aiuto. I malati infatti completano nella propria carne ciò che manca alla passione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa, che rendono presenti in modo singolare la persona stessa di Cristo. Egli si identifica degli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questa ambulanza, sui malati che vi saranno trasportati e su quanti si prodigheranno al loro servizio. Ora preghiamo in silenzio. Padre nostro, che sei nei cieli, ordina loro di visitare e curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle siano assistiti dagli operatori con premurosa attenzione e rientrando nelle loro case fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce al tuo amore. E su tutti noi qui presenti scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Sotto che abbiamo nascosto le
Grazie a voi, grazie a voi. Un attimo di attenzione. Di solito fare un discorso per me non è facile, però questa chiesa è dedicata alla Madonna della Guardia, pertanto io mi giro un attimo di là e verrò illuminato dalla Madonna della Guardia. E ho l'onere e l'onore di avere diciamo, l'opportunità dell'inaugurazione della nuova macchina che, come ha detto il Don prima, viene spesso e volentieri usata, dovrà venire spesso usata anche nel territorio di Chieri, perché le strade sono strette, sono impervie, ce ne sono qualche che ci ricordiamo tutti, come quella via Consigliere, via le solite, e vabbè, ci lasciamo ogni tanto da soli. E poi io volevo solo dire questo. Questa macchina è stata donata dalla signora Lida Solimano, donazione con la signora Di Sori, e madrina la signora Enrica Novella, è stata gentilissima, presentata stamattina. Io devo ringraziare tutti i cittadini, chiaramente quelli di Pieve in primis, il comune e tutti quanti hanno, anche i piccoli gesti hanno sempre contribuito a tenerci e sostenerci. E devo ringraziare, adesso vado velocemente, il comitato di Lodi che è venuto a farci, darci una mano, a sostenerci, i volontari del comitato di Campoligure e di Genova Centro e tutti quanti che in un modo o nell'altro ci stanno sostenendo. Questa macchina sostituisce un vecchio Porter che ha lavorato parecchio e aveva 23-24 anni, pertanto era ora di cambiare. Speriamo che questa macchina faccia lo stesso lavoro della precedente. Io ringrazio tutti e ripeto, se ho detto qualche fesseria stasera poi fatemelo sapere, così mi correggo la prossima volta. Auguri a tutti e grazie di cuore.
panetta. Mancano due là. La panetta. Manca panetta.